Al Grondona il Pontedecimo ospita il Davagna per la 16ª giornata del campionato di seconda categoria C, due formazioni distanziate di 6 punti in classifica e che cercano un risultato importante. La partita infatti è frizzante e piena di occasioni da subito. Al minuto 11 Corsini deve mettere i guantoni su questa punizione di Lena per il Davagna. Subito dopo Delle Piane non riesce a correggere in rete questa punizione di Pasti. Al quarto d'ora Riva viene mandato in porta, ma la sua conclusione sbatte su Amodei. Sul corner seguente Puddu si trova il pallone sulla testa vedendolo all'ultimo e la conclusione finisce alta. Ancora da angolo da destra si fa vivo il Pontedecimo con l'incornata alta di Fravega. Il Davagna ha due sussulti attorno al 40°. Prima Carossino intercetta il pallone e coinvolge Lena che calcia centrale. Poi lo stesso Lena ha una punizione da mattonella simile alla prima, ma il pallone è oltre i pali Granata. All'ultimo minuto del primo tempo il Pontedecimo si porta in vantaggio, sfruttando questa indecisione della difesa ospite. Pasti ruba palla e da posizione molto defilata riesce ad inquadrare lo specchio. Omodei recupera la posizione ma non riesce col piede a impedire l'1-0. Seconda frazione che si apre con la punizione che gira ma si alza troppo da parte di Pasti. Il Davagna ha la sua occasione migliore in questa ripartenza che premia la corsa del numero 9 De Francisci, tiro incrociato e pallone fuori di pochissimo. 65° minuto. Su una spizzata aerea Pasti può correre verso la porta del Davagna. Arrivato in area il suo è un mix tra un tiro e un passaggio in mezzo che si conclude con un nulla di fatto. Ma sono le prove generali per il 2-0 che arriva al 75°, in maniera quasi analoga alla prima rete del match. Sul disimpegno del Davagna, pallone recuperato sulla tre quarti e appoggiato da Fravega per Montecucco, che controlla e insacca col destro il gol che vale il raddoppio Granata. Al 90° Omodei evita il 3-0 e para bene questo tiro di Fravega. Dopo un minuto di recupero arriva il triplice fischio. Il Pontedecimo batte il Davagna 2-0 e sale momentaneamente al quinto posto in classifica.